Beh, il titolo racconta una marca di gelato molto famosa che è conosciuta a livello planetario. Ehm, per noi significa cercare attraverso eh, oggetti e serie televisive e luoghi che appartengono alla comunità, una comunità anche appunto internazionale, cercare di recuperare le radici come nelle fiabe Pollicino attraverso le briciole ritrovava la propria strada. Il tentativo è questo, il tentativo è di crescere cercando come un gelato di scioglierci e ricompattarci in una nuova confezione ogni volta che incontriamo una persona diversa, ogni volta che proviamo a cercare una relazione per dare un senso alla nostra solitudine. E esattamente come il gelato ci sciogliamo, ci ricompattiamo, presentiamo la forma migliore di noi all'altro per poi inevitabilmente perderci, perché nel presentare sempre una forma migliore ma che non siamo noi, non riusciamo mai a farci conoscere per quello che siamo. È la nostra storia, credo che sia la nostra storia di tutti, nel tentativo di rompere questa casetta, questa piccola casa di solitudine che ci accompagna e pensiamo di farlo attraverso appunto un uso compulsivo di cibi, marche, incontri occasionali, però perdiamo sempre, perdiamo di vista quello che siamo e non riusciamo, nonostante tutto, nonostante viviamo in un'epoca globalizzata, non riusciamo a frantumare questa solitudine che ci allontana dagli altri. Esiste una forma di amore, sicuramente esiste e credo che il lavoro lo celebri nel tentativo di rispondere a delle domande. Probabilmente è sbagliato credere che l'amore sia quello che ci viene insegnato da bambini, quello delle favole, quello dell'amore per sempre, quello della famiglia come possibilità unica di trovare una felicità. L'amore probabilmente è qualcosa che va inventato ogni giorno con la stessa persona o con più persone, ma è da trovare e probabilmente è da trovare individualmente per ognuno di noi nella forma migliore. Abbiamo visto in scena diverse possibilità sempre della ricerca dell'amore e nessuna è giudicabile se permette di ottenere quella soddisfazione, quella serenità che ci fa sentire amati o innamorati di qualcuno. Ci sono diverse forme, tutto sta a capire qual è quella che si sposa meglio con l'idea dell'amore dell'altro. Ma io non credo sia una questione di coraggio, io credo sia una questione di avere la capacità di lavorare, fare un lavoro che ti permette di parlare con gli altri, ma parlare con la propria voce autentica. Noi ci permettono di farlo, cerchiamo sempre di farlo, cioè di non presentare qualcosa di fasullo, di finto, una storia che appartenga ad altri. Loro sono in scena e sono loro, con i loro nomi, con le loro storie, con la loro vita personale e la nostra vita personale, mia come regista, di Gianni come autore. Non potremmo fare altrimenti questo lavoro, quindi non credo si tratti di coraggio, è semplicemente di scelta di far sentire la propria voce.